Euroregione News. Associazioni, benefattori o marrani? Un bel evento per informarsi sul futuro del terzo settore. Presidente Serracchiani, qual è lo scopo della giornata così partecipata e cosa ne pensa delle accuse da parte della Guardia di Finanza alle associazioni che sfruttano il no profit solo per le agevolazioni fiscali? Bisognerebbe dirlo a loro che hanno invece molta burocrazia da dover risolvere ogni volta. E poi in secondo luogo direi che se c'è una, due o poche mele marce, si tratta comunque di un settore utilissimo per la nostra società, che gestisce interessi generali e che spesso le istituzioni non riescono a colmare e che invece grazie a loro riescono appunto a risolvere. Quindi direi che seppure c'è un po' di diffidenza basta fare i controlli, e all'esito di quei controlli ci accorgeremo che molte di queste istituzioni, enti e associazioni sono non solo utili ma veramente delle buone associazioni. L'incontro di oggi è organizzato dal Forum del Terzo Settore, molto importante, costituisce una sorta di primo seminario per capire quali sono le norme che dobbiamo recepire sul livello regionale e che derivano dalla riforma del Terzo Settore nazionale. Interessante anche perché ci fa un quadro d'insieme di quelle che sono oggi le nuove strutture, il nuovo quadro giuridico, e ci permette anche di riordinare in modo organico un sistema che è davvero estremamente diffuso nella nostra regione, che è fatto di un volontariato e enti di promozione sociale, ma non solo. Insomma, abbiamo capito che il terzo settore è fatto veramente da tanti soggetti, sono tantissimi, piccoli, piccolissimi, ma anche strutturati. Metterli insieme è la sfida del futuro. Intanto noi siamo l'unica regione che ha fatto però il tavolo permanente del terzo settore, che ha funzionato molto anche per rapportare il terzo settore con tutti gli assessorati regionali. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.